Un saluto speciale a tutto il popolo di Sicilia Cabaret. Mi trovo a Librino, in questo fantastico posto, a intervistare un po' di gente. Vediamo se c'è qualcuno che segue Sicilia Cabaret. Qua c'è il primo amico. Ciao. Ciao. Segui Sicilia Cabaret? Guarda, ma che mi conti? Io mi stai venendo a bere. Che ti sta bene a bere? Ma comunque, andiamo avanti. Amico, ciao. Ciao. Segui Sicilia Cabaret? Ma quando mangio prima mi avanza Ah, sì. E poi? e poi mi tolevo. C'è qualche personaggio che ti piace? Mi la fuoco, tu andavo a farci solo a togliere lo farete. Allora tu non hai caputo niente lo programma. Ciao. Ciao. Seguite Sicilia Cabaret? Sì, C'è qualche personaggio che vi piace? certo. E qual è? A me Agata. Agata. La portinaia. Catanese come noi. Catanese come noi. Allora un saluto ad Agata la portinaia. Un bacio e da Librino è tutto, linea allo studio. Ciao. Ciao, ciao. E buonasera a tutti! Dico... Qua la telecamera. Non è che perché sei c'è Danilo che sta giocando, fa delle cose sempre più importanti, gioca. E quindi qui a Sicilia Cabaret abbiamo Caudione! Ciao, vai ragazzi. Caudione, fai bottella! Ciao! Kids! Lupetto! Mirafo! Sono Giovanni Allevi, restate sintonizzati sul canale 10 del digitale terrestre, Antenna Sicilia, Sicilia Cabaret, nuova puntata, ore 21. Viva Sicilia! Isla Bonita, regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Frank Carpentieri. Vieni compare che abbiamo da fare, piglia una stella che voglio addumare, birri del cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuretto, metto davanti, faccia vincente, ma con le tante. Su Sicilia Cabaret, lai 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 lai. Su, ballare e ridere, lai 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 lai. Sotto su, Vieni con pa, sotto su, vieni con pa, sotto su, vieni con pa, sotto su. vieni con pa. Pizzo, No grazie, pizza, no grazie. Sesta puntata! Sì! Non ci hanno ancora buttati fuori! Vai, è una cosa incredibile! Allora inizia questa trasmissione, voglio far vedere insomma che vedete insomma l'impressione che abbiamo messo il loghino col bollino giallo, perché Ecco. un sacco di gente ci ha detto dovete dire meno parolacce perché ci sono i bambini. Allora noi giustamente ci siamo riuniti e abbiamo pensato ma chi ne fotte dei picceriti? Quindi mandate a letto i bambini e godiamoci sta serata! Ok, Jessica, salutiamo gli sponsor. Ringraziamo A14 per l'outfit di Matranga e Minafò, a Palermo, via Villareale numero 68. Decibel per i nostri LED wall in via Umberto Giordano numero 35 e per finire Charm a Palermo, via Villareale numero 68, che si occupa dell'outfit della nostra Deborah che oggi non c'è, ma la salutiamo. Ok, salutiamo Ciao, Jessica, le quattro ragazze del concorso di Miss Mondo. E lui che è veramente un cantante dalle doti incredibili, facciamo un ringraziamento a me. Grazie ragazzi. Bravo Tony! E cominciamo. Grazie. Ah, che Sesta puntata, andremo avanti fino a fine maggio. Sì, insomma, sì. è una grande opportunità. Tante risate ci Tante saranno. risate, un mare di risate, diciamoci la verità. No. Che è successo? No, ho detto mare, mi hai fatto venire una cosa in mente. Ti mancano i tuoi amici scorfani?
Cominciamo, Tony, cominciamo. Lascia perdere, che c'è la mia ragazza che però si è messa in testa che vuole riaccendere il rapporto e mi ha detto perché non facciamo una gita in barca e andiamo a pescare, prendiamo il pesce biologico, così lo mangiamo il pesce biologico. Andiamo a Palermo, perché un tacco a te ne vai Cuzza, una bella barca per fare le sottocosta. Infatti ci stavo pensando di comprare una barca, ma dico pure di seconda mano. Tanto tozzi dei venti siamo a mano, che ci fa? Stamattina infatti sono andato a vedere queste barche. Fammi il negoziante che ti faccio vedere cosa è successo. Salve. Salve. Salve, vorrei una barca perché la mia ragazza vuole il pesce, voglio il pesce bio per forza. Guardi, allora, mi è arrivata stamattina questa pilotina che è bellissima, poppa decorata, bella. 19.000 euro. Quanto? Tanti che cosa? Ma la poppa è decorata. Sì, ma a me da tua aggiornamenti non mi hanno piaciuto mai. Vabbè. Ma non ha capito. Ho capito che lei non ne capisce molto di barche. Allora io prenderei questa barca open, 6 metri, bella, piccolina, grande, un motore 40 nodi, che fa 40 nodi, quindi un grande motore. Gliela posso dare 12.000 euro. Quanto? 40 nodi. Ma cosa la va a mangiare tutta questa salsiccia? Quale salsiccia? Io ho capito che lei forse a mare non c'è mai stato e si vede che è bianco. Allora facciamo una cosa. Guarda, le presto la mia barca. Grazie. Io ho uno yacht, camera da letto, cucina. Ma lei è gentilissimo. Così lei la prova e poi forse se la compra. Dai, sì. Ci deve mettere solo la benzina. Magari. Vabbè, tanto io che per pescare che faccio? Da Palermo all'isolotto, ritorno, quanto può essere? 1.500 euro. Quanto? Le era uscita una cosa diversa. Che su assai! ma dietro c'è un motore con i cazzi. Ma avanzi, c'ho una Guardi, no, deve capire, guarda, le faccio vedere una cosa. Io non la posso dire, guarda che bella la mia ragazza. Io se questa mi lascia, se questa mi lascia, la può portare a prendere il pesce con lei. Lo so, ma pure io me lo chiedo, però se non la accontento questa mi lascia. Guarda ma che lei quanti soldi c'ha? Io c'ho 20 euro. Ah, 20 euro facessi una cosa. Ci riassumo i numeri di telefono. E il pesce è buono. Ci rovino io. Cominciamo con un gruppo che viene da Catania. Un grosso applauso per i Poffe. Noi siamo i Fantastici 4! Ma non è uguale. Io sono Mr. Fantastic e allungo tutte cose. Io sono la torcia umana e abbrucio tutte cose. E io sono la donna invisibile, ma mi faccio tagliare. Ragazzi, ma dov'è la cosa, va? Ma cosa la cosa? Ma la cosa perché cosa? Ma cosa la cosa? Ma la cosa perché cosa? La cosa perché cosa? La cosa perché cosa? Ma ragazzi, la cosa è il nostro compagno con il grande U4, di pietra. Sì, poverino, sta passando un periodo bruttissimo. Ah, sì? Sta venendo peci. Ragazzi, dobbiamo cercare di fare delle missioni, se no ci scancellano l'albo dei supereroi e saremo costretti a fare dei lavori veri. Oh, io che sono la doccia umana mi finivo a travagliare in di mia nanna part time solo quando si fa la doccia. Di tua nanna? E come mai? Se ci rompi un scaldabagno. Io invece ho portato il curriculum ai vigili urbani. Oh, ma non mi visti nudo? Ah, perché sei la donna invisibile. No, erano tutti a bar. Ma ti deve mancare tu! Che fu? Proprio una missione! La missione, battiamo! Corremo! Ma niegaiemo! Oh, c'è di aspirare le polveri sottili che ci sono nell'aria! Sì! E no, che già ci ha pensato l'Apo Elkan! Ma perché l'Apo Elkan chi è supereroe? E no! Ma come aspira Idro? Si chiama nulla! Tradizioni! Battiamo! Corremo! Ma niegaiemo! C'è praticamente un bambino nel palazzo di fuoco che si deve salvare! Sì! E no, ci ha pensato l'uomo ragno! Sì! C'è di collegare la Sicilia alla Calabria! Sì! E no, ci ha già pensato l'uomo ragno! No, ma basta con questo uomo ragno, non è che ci può rubare tutte le missioni, io me ne vado a casa, ciao! Sì, si può dire. E che fa? Tu non te ne vai con l'uomo ragno? No, vada, stavolta no! Pei, e come mai? E che cancia? O tu o Idro, i ragnatelli faccio stesso! Va bene, cominciamo subito con l'eleganza, via! Vai, l'eleganza. La nostra modella, guardate che buona, ragazzi! Guardate che eleganza, come si muove! Lei sì che viene da un'altra città, mica viene da Palermo! Che stava carino?
Ma Sono bella. Sono bella. Che parla piano, le modelle parlano piano, quindi. sentiamola. Sono bella. Sì, sono venuta qui. Sì, perché volevo informare tutti i miei fan e i paparazzi che mi sono appena fidanzata con un calciatore. Ah, un calciatore di Serie A. No, più vicino. Ah, più vicino. Serie B. No, più vicino. E dove gioca? No, perché Giurume Palazzo. Sono bella. Cioè, i ragazzini. Sono bella. Ah, perché guardate l'eleganza pure mentre pensa, perché le modelle sono eleganti pure mentre pensano. In questo momento questa donna elegante cosa sta pensando? Ma è quasi titasivo. Sono bella. Che bello, è una faccia. Comunque adesso me ne devo andare. Sì? È perché ho degli animali domestici da accudire. Ovviamente però gli animali che ho io non sono come quelli che avete voi. Ma certo, lei di classe, che c'ha siamo un di due classi. chihuahua. Sì. No. Troppo scontato. Ok, lo so, che c'è un labrador. No, troppo scontato. E che animale domestico ha? Però chi ne capite? Però almeno abbiamo una cosa in comune. Ma che cosa c'è di Vabbè, stiamo aggiustando ancora. Non è che. Su chiamano anche su quel notato. Ma come si a permette? quanti stiamo a fattura? Allora, lei non sai, intesta calma, nessuna calma. fattura. Allora, chi siete voi? Noi siamo i manutentori, noi montiamo antifurti funzionanti ma disattivati. E per quale motivo? Vi fate vedere l'amici! No, ma A che quanti gente stiamo siete? a fattura? Niente fattura. Allora, attenzione. Allora, noi siamo venuti qui per aggiustare il faro intermittenza, quello che fa accende e spegne. Il faro è sempre acceso. Uviri confusione! A quanti stiamo a Sai fattura? calma. A quanti stiamo a fattura? A quanti stiamo a fattura? Ma perché dici sempre a quanti siamo la fattura? Perché avevamo un controllo della finanza e stasera andiamo a fare una! A quanti stiamo a fattura? Stai calmo. Se n'è andata la finanza. Scusate un C'è la minuto. finanza è là, guarda. Minuto. Là, sta Pronto? guardando. Ah, è la signora Spatafora. Chi cammina con culo fuori? Siamo in TV. Allora, signora, noi la maniglia nella porta non la sappiamo montare. Ma non sapete montare manco una maniglia della porta. Oh, noi siamo professionisti. Mentre montavamo il contatore in una tabaccheria, purtroppo è scoppiato un incendio. E che è successo? S'affumano tutte cose! A quanti stiamo a fattura? Dai, sai calmo. Allora, scusate, togliamo il disturbo. Ma che togliete il disturbo? Ora sistemate il faro che qui è tutto in garanzia. Ah, è tutto in garanzia? Sì. E allora sai che ti dico? Che mi dici? CSMPF. Cioè? Che oscuri mezzanotte non può fare! A quanti stiamo a Lo dico sempre. Chi se pega? Zia, Falchi! Ma allora- l'abbiamo fermato due tipi loschi! Lo schifo proprio! Forse li dobbiamo controllare! Ma che dovete controllare? Voi non controllate nessuno. Bravo. Dobbiamo controllare, questa è la prassi! E chi se patia? Ancora. Olle che scendi dalla moto e controllo! Ok. Te l'hai detto 100 volte che sto bauletto da levare! Capisci? Ne va bruciato non ne ha mai messa! Ma non c'è nessun baletto e nessuna Tu fatti maniglia. controllare, forza, fatti controllare velocemente, fatti controllare! Con lei! Ma come si Ma come permette? controlli? Controlla dietro! Non c'è niente, È con lei! davanti! Ma che c'hai? Allora, Ma chi vuole documenti? allora, intanto tu arrivi, fai, mi dici cosa. Oh! A coccia! Ho trovato una boffa da faccio appazzare la bandiera del Palermo nella lona! Però non sarebbe male, dai. Forza, Documenti, però! Documenti Ma su. controlli, ma quali Subito documenti? No, compa, senti. Antonino Matranga, nato Antonino a Palermo. Matranga, hai la faccia d'attore, potresti fare, che ne so, film d'azione. Ti faresti i soldi. Oh, è picchito che i film in scanta non si facessi dai! Complimenti! Finiamola per Complimenti cortesia. veramente. Comunque Finiamo. facciamo un controllo più approfondito in centrale. Sì, fai il controllo. Centrale mi controlli Antonino Matranga ed Emanuele Minafo. Come? Dicono che sono due pesci grossi dello spettacolo. Ma così! Perché da voce cerea? Va bene, che veramente Tony. Che Dio ce la mandi buona Bravo. perché
È un modo di dire. Modo di dire. La verità sai qual è? Qual è? Con c'è più rispetto. Vero. Un c'è più rispetto. Ci dica, signore. Cosa c'ha? Ogni sera me ne succede una. Tipo ieri sera. Mi sono fatto un giro per le vie di Palermo e sono andato in un pub e si va a bere una birra. C'era una ragazza e gli dico, me la dà una bottiglia di birra? Dice, quale vuole? Ci si faccia lei. Vuoi dire, mi dette una corona? A me! È una birra buona. È il tipo di birra. Come? Mi ha visto un pochettino nervoso, dice non faccia così, è buona, dice è alla spina, la corona che spina, allora se vai sa. Anzi non le ha detto che ci va il sale e il limone. L'ultima vuota, ma che non ti resta. La verità sai qual è? Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto. Smuoviamo! Balliamo, cantiamo con il nostro Achille! No! Tutti insieme con la voce! Breakdown! No! Yeah! The King! Ah, mi fai schifo quando fai veramente sei. Che è? Piglialo il suo bregadò, piglialo! Se n'è andato. Se n'è andato verso là. Allora, il nostro grande rapper nato su questo palco, cosa ha da raccontarci di bello? Che sono felicissimo del successo che ha avuto, anche se vengo dal ghetto e voglio salutare tutto il ghetto. Esatto, lui saluta il ghetto, ma anche perché ultimamente ho saputo che proprio tutti i tuoi condomini si sono lamentati perché appunto sanno che vieni dal ghetto. No, perché in ascensore ghetto pereta. E Breghedon. Pure io l'ho sentito. Allora, comunque mi sto specializzando in una danza per adesso, sto facendo una cosa nuova. Bello. Sto facendo la sbreghi dance. Break dance. No, io sono uno sbreghedone, quindi faccio la sbreghi dance. Giusto. E questa sera facciamo un passo tutti insieme e lo andiamo a imparare tutti insieme, va bene? Tutti insieme da seduti, dai. DJ Isa Cotolietta. Dai, vai, con le mani su, il calore. Break it down. Break occhio al passo. Ma che passo è? Un passo carrabile. Ogni cocci di muita 50 euro. Vedete? Isa con carratezzi. Vai. Basta catimunizza, basta figli cagata, basta, infatti voglio dire che mi sono evoluto ancora di più. Ho fatto un'altra evoluzione e questa volta vi farò vedere qual è la mia vera natura. La vediamo tutti insieme. Sì. Che cos'è? Sogno una gaita igienica, sogno una gaita igienica. E stavolta l'inchino. Sì, ma soprattutto quando parli con me, suonato mozzo, bigliettini da visita questi sono, Ma che bigliettini da visita? E chi volesse c'è il mio numero stampato in tutti i cessi d'Italia. Ma dai, anche quello di Minafoco. Sì. Allora, no, una cosa importante, il freestyle. Il freestyle è quello che la gente aspetta. Esatto. Ok, una bella battuta per iniziare. Sì, allora, siccome poco fa ho visto cadere una persona, vorrei fare una rima con cadere. Con cadere, va bene? Io ci provo, se il maestro prega Dio, così io ne aiuto a fare partire la base. Ok? Oh, sbreghetto! A base te canna questa chiavetta, te. Grazie. E te raccomando, si chiama Piaggio. Va bene. Ne vediamo domani, ciao. A mezza parola. Questo è il famoso campione. Vai con la base. Forza le mani su. Guardaci nel dire il calore, pronti a battere tutti insieme. E andiamo. Occhio alla prima con cadere. Cina, figlia di Pina, sparra a tutti la prima mattina. L'altro giorno era camezzita e ci disse che mi vecchio con Margherita. E la rima con cadere? E picchio non ci avesse a cadere la lingua.
I biglietti, una carteggianica, i biglietti. Biglietti della visita per tutti. Questa è lei, veramente una carta igienica, veramente. Là Quando c'è il padre- cesso, fate la coppia. Non l'ho capito, non l'ho capito. Quando parli con me, tasto ero mosso. Sì, io me l'asciugo pure, però il problema vero è che noi abbiamo detto all'editore che questa ne avremmo fatto delle rime più sociali. Giusto, giusto. Infatti io andrò a trattare nelle rime quest'anno dei temi che trattano il sociale. Cioè, non so se mi sono spiegato, Bruno Mars, capisci? Temi del sociale. Bruno Mars, ti faccio diventare chi è buono, capito? No, lascialo stare. Bruno Mars. Che deve fare? Ti denuncia. Con Bruno Mars. E allora, Mars, quest'oggi che del sta tema del guardando. sociale parliamo di sanità. Sanità. Rima con sanità. Rima con sanità, è bellissima. ci proviamo. E allora vai. Vai Siamo con la pronti? base, vai con la base DJ. Pronti? Vai. Vai su, tutti insieme, ancora una volta. Così. Tutti insieme. Pronti a battere. 1, 2, 3, vamos. Occhio alla rima con sanità. Sono andato a fare la spesa e tornando a casa trovavo la sorpresa. In 5 minuti che ero mancato, picciole e uova s'avevano portato. Questo mi dispiace veramente, ma la rima con sanità è tutta medicinale. Ma sei convinto veramente di fare il ballerino? Come? Guarda, compare, mi sono iscritto a una scuola di ballo. Vai, Michael Jackson. Sono iscritto a una scuola di ballo, ti ho portato anche Questo maestro. il mio maestro cubano, José! Che viene direttamente da Cuba. Io so José. Mi sciaglio con quei gay. Allora, dai, lei oltre a non essere cubano è pure un fango. Ah, essere più No. Io parlo così perché mio padre è siciliano. Mia madre è cubana, infatti sogno un fighi cubana. Che poi per il riassunto Glielo dicono tutti in palestra. Figli rubati. secondo te, ma poi perché fai scuola di ballo quando vedi di ballare con cretini? Mina fo però si sta ambientando nella scuola di ballo, sì, capito, scoiso. Ma ci può parlare in cubano? Sì, questo si capisce a Cuba. Praticamente l'altro giorno l'ho fatto ballare con la ballerina bellissima. Bellissima. Troppo buona. Bellissimi. Lei le spiegava la salsa sensuale, si secavano. E lui? E lui l'ha baciata. Gli ha insegnato la baciata. No, l'ha baciata, Sammoco! Ci mescaisse l'epes. Ma Mucco con so che è? Però ti posso dire la verità. Che mucchine, ci stiamo ambientando. È una grande famiglia lì. Sì, ormai è tipo una casa. Infatti l'altra sera ci siamo riuniti tutti. Ci siamo riuniti che dovrebbe essere lo spagnolo. Sì, Ci siamo riuniti. Io non ho sentito una parola in spagnolo. Sì, infatti tu. Ci siamo riuniti tutti a casa praticamente e abbiamo fatto la salsa. Ma lui ancora non è cosa. Perché? Se scoida poi le botteghe. Sai sta ancora una pignata, matanga. Ma Ducco. Sì, ma io da buon cubano subito io l'ho detto. Hasta. Hasta la vista? No, sta cosa è noto lo mi tocchio. Hasta la pignata, questo è un programma che quantomeno va in tutta la Sicilia, si deve parlare un linguaggio perlomeno siciliano, hai capito? Ho capito. Va bene, per questo abbiamo preso una pazza scatenata, lei viene da Messina, si chiama Antonella Mollica! Buonasera, ma che soddisfazioni! Sta
stamattina ho deciso di leggere, così mi sono chiusa nell'angolo più intelligente della mia casa, il cesso, e ho letto il giornalino messinese. La prima notizia che mi ha colpito particolarmente è la storia di un siciliano che si è mangiato i ricci di mare con tutti i spini. Ora, a me domanda non è come si mangiò, a me domanda è come cagò! Che soddisfazione! E poi una notizia strabiliante. Un noto ristorante vegetariano messinese ha deciso di organizzare la festa della donna in una maniera speciale. Cioè fa servire i camerieri rigorosamente maschi completamente nudi. E allora sapete che feci ho? Prenotai subito un tavolo, perché sono sicura che da sera si mangia banani! Che soddisfazione! Rieccoci, forza! Rientriamo alla pubblicità. Siamo tornati, c'è un'altra oretta di trasmissione e la inizierei sollevando un po' il livello. Faccio una battuta io. No, non direi che... Faccio una battuta. Allora, prima seguivo sempre un gruppo bellissimo che si chiamavano i Ghiaccioli. Peccato, ora si sono sciolti. Chi si è battuto su? Chi si è battuto su? Ma che io te la stanno a fare? Signor Matranga! Ma non so che devo fare. Un successo enorme rovinato da questa... Questo qui che cosa sei? Non so ma tra l'altro questo non è neanche quello con cui ho iniziato. È morto il primo Minafò. Lui lo vendono su eBay, 6 euro. Le faccio un favore, glielo faccio buttare fuori da mio figlio. Ciao, sei figlio mio! Aracio però! Ora fa lo sketch. Ma che c'è scritto? Tony Matranga non si sposerà mai. Devi buttare fuori lui! Devo mettere il cato. E mi piace sta cosa. Tengo fuori a hostess. Le uscite sono di qua, ma tu va rompito con i Nadava. Mio figlio! Un applauso, facciamoci sentire! È forte. È forte Sofia. Sta diventando come suo papà. Farai il buttafuori un giorno. Sarai un grandissimo buttafuori della famiglia Lotigno. Si può canciare il suo cognome. Non lo faccio il buttafuori, glielo dico alle Ma se lo dice papà lo devi fare. Giusto. Ma cosa passo? Cioè un uomo come questo non comanda a casa. Signor Matranga, la mamma mi ha detto che non lo devo fare, io non lo faccio. Oh, ma tu non hai capito niente. A casa comando io. Tu comanda a casa! Ma perché? Allora, per tutti coloro che dicono che siamo volgari, ora mi dite, avvicinatevi, come si fa a non essere volgari. Non ho detto niente, però è chiaro. È chiaro chi comanda a casa tua, poi tra l'altro. Signor Matranga, in casa mia comando io. E dico. infatti questo weekend, questo fine settimana, ce ne andiamo tutti e 4 a Roma. A Roma. No, andiamocene a Euro Disney. Come? Euro Disney. In che senso? Euro Disney. Dove? Oh, vai con giochi, vai. Ce ne andiamo a Lourdes! A Lourdes perché? Perché vedo c'ho lo miracolo! E allora mi sembra chiaro, amici siciliani, che in questa famiglia comanda la donna. A casa comando io! Comanda a casa! No, aspetta, comanda a casa! Ma cos'è la pubblicità contro lo shampoo, ragazzi? Questo è il nostro secondogenito. Questo vogliamo sapere. Questo chi è? Un picciretto unico! Il fratellino! Signor Matranga, vice Dan. Addirittura. Stavo giocando con il cagnolino. Mi era più una fame. E che hai fatto? Non mangiavo cagnolino. No. Però tranquilli, ancora è vivo. Allora, portatelo subito all'ospedale. Ma quale ospedale? Corriamo subito dopo il supermercato, voli col cantino. Mamma, va a cattacci col cantino cane. Va a cattacci col cantino cane! Oh, va a cattacci col cantino cane! E tanto i piccioli non sei tu! Che vita da cane!
E tra un minuto parte il carosello. Quindi, se volete, ragazzi. Io ce la sto mettendo tutta a sistemare le cose, ma gli attori sono questi quelli che abbiamo. Sogno! No, non mi fare quello, no, per favore, per favore. Mi dispiace, signor Matanga. Per favore. Vi ho portato Piero Tenze! Che te la pongo, che te la pongo, che te la pongo, ya. Poesia. Oh, Matanga, ho sentito che sei un ottimo nuotatore. Ma lì avevo una curiosità. Mi sucate il suo fondo. Quanto ci sta? Quanto? Non riesco a capire il motivo per cui ridiate. Ondulatorio, Io queste non le capisco. Cioè... Ondulatorio, sussultorio. Noi facciamo di tutto! Fesse fessino e mannaco con bacino. Ondulatorio, sussultorio. Ondulatorio, sussultorio. L'aggettivo che mi viene in mente quando la vedo è schifo. Ecco. Questo. Certo, perché hai l'occhiale specchiate, giustamente tu te vedi qua e provi schifo proprio. Ondulatorio, sussultorio. Lei è una persona tascia, tamarra, zaudda, non so come farglielo non mi capire. vuole? No. Non vuole il tascio. Non vuole il tascio. Ma lì c'è il cavolo nella sacchetta e si sente mezzo Cicero senza macco, si sente. Cosa significa? Mezzo Cicero senza macco. Io non so cosa sia il Cicero e che cosa sia il macco. Adesso veste con capi firmati. Abituatoci, ere tu scuidessi quando te ne fu il setto so girato a paccattare pure i mutanti. La sappiamo tutte la storia, ma la compra ancora. Figlialo, ma questo qua lo sai che cosa ha fatto ultimamente? La danza della pioggia. E com'è andata? Ah, feva 40. Sette troppo male. Guardi, allora facciamo una cosa. Cioè, non novità? possiamo, questa Dico la novità. non ci sono novità, qua non si può fare niente di tutto ciò. È un programma 2.0, questo è un programma. Ormai lui fa lo youtuber. Ma se c'ha 60 anni! No, forse non ho 60 capito. Ma che sta dice questo qua? Canta del gossip, esclusivamente trash. Perché lei continua incessantemente a denigrarmi, quindi rimango risoluto nel legittimare l'estensione della mia arte canora ed autoriale. Dai, finché studia e dice delle parole in italiano, allora va bene. Ma con cutioncia, con lo starini a spoleteonci. Atanga! Qual è la cosa che fa ridere di gossip? Vabbè. E questa sera ho portato un brano naturalmente di gossip dedicato a lei perché so che fa una bella vita mondana e soprattutto che ti piace lo sballo, va bene? Allora, silenzio. Allora, signori, cominciamo con la coreografia e tutti appresso a me. Tutti dietro di me. A te che ti piace un rubania? Che c'è da applaudire? A lei che le piace? A me mi piacciono i pomelli. Sono troppo belli. Ma che essere volgare. Cioè riesce a essere volgare su qualsiasi cosa parla, veramente. Ondulatorio e sussultorio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 7, 8. L'ultimo colpa Tyson è buono. Guarda! Dai, È mascherato. Ma se il fumo me lo porta il suo collega qua, vero. è proprio un controllore dell'autobus. Cioè, allora, ascolta. Ci abbiamo la base, è una canzone su di lei. Musica, maestro! Musica! Sotto il sole, ti fumai un canone, sei tutto paloma. Non dare picchi, non dare picchi, Bravo Piero Tenze! Un artista bello, stupendo, ma soprattutto un artista divino! Ma divino chi? Divino un pirata! Riescono veramente a non fare ridere mai nel finale. Ma allora, ma la finiamo di fare tutta questa confusione? Questo è lo zio di Minafò milanese che abita qua sopra. Sono lo zio di Minafò milanese. Allora mio nipote mi ha detto scendi in Sicilia che ti diverti. Allora sono sceso, sono venuto a fare il safari qua. Ci sono i leoni qua, ho capito. Ma mi sembri una giraffa, tu onestamente. Senti, Burundi, la dovete finire di fare questa confusione. Ma se facciamo lo spettacolo. Ma finisci, perché ti do uno schiaffo a mano rewind. Ma guarda un po'.
Ma guarda un po'. Poi Africa, torna nel tuo paese. Vabbè, adesso stai esagerando. però, Vabbè, dai. posso dire una cosa a favore dell'educazione sessuale in Sicilia? Dica. Complimenti. Grazie. Fa cagare. Perché? Lo devo dire. Ma sì, che tutte queste ragazze che se la tengono stretta. Perché avete paura che si spelli sta patata. Allora! Ma dai. No, noi siamo così, cioè, siamo un po' all'antica da questo punto di Ma finisci l'antichità, vecchiume. Oh, estinguiti. Ma guarda un po'. Ma finitela! Per esempio, mia figlia è molto diversa. Mia figlia, per dire, l'altra volta mi ha detto, che è una ragazza del nord, mi ha detto, papà, sono uscita con un ragazzo, ci sono andata a letto, ma è più grande di me di 5 anni. Ho fatto qualcosa di male? Ma no, che non hai fatto qualcosa di male? 5 anni non c'è niente di male, vai cara. E poi mi ha detto, papà, ho fatto una gangbang. Gangbang lo sai cos'è? Certo, lo sai cos'è? Ne hai fatte tante tu, Burundi, antichità, estinguiti. Te la darei a onore. Allora, ho detto, ho fatto qualcosa di male, eravamo 25, così. Ho detto, ma non hai fatto niente di male, ma vai tranquilla. Ho detto, papà, ho incontrato Rocco Siffredi per strada, che c'ero? Me lo sono fatto. Hai fatto bene, hai assaggiato il vero calippo. Ma allora! È sua figlia, va, quello non vuole. Ma perché noi, le donne del nord, sono diverse. Per esempio, mia figlia la considero la donna delle 3 B. Bella, brava e bottana. Vorrei che quantomeno i miei nipotini andassero a letto perché questo non è un... No. Zezze! Come finì? Cosa come finì? Cosa Come come finì? finì? Questo è mio nipote Lello. Non... Troppo bello. Ma chi lo dice che è troppo... Ui, femminile, devo fare il super grande, l'unico che fa programma sono io. Ma non sai parlare! Non parlo troppo saporito. Oh, se tu mi parli, non mi Parli dici, così, devo fare il super vai, grande. forza, vattene da... Oh! Che? Un mi tocca! Non mi toccare! Tu ti sa cacà? No! Mi viene nel femminile e ti faccio aumentare l'audience. Come fai a farmi aumentare Perché sono troppo forte a buidare. Ieri mi andiamo un po' lì e stava facendo un sacco di cose. Cosa stai facendo? Dove sei andato? Palù. BC, CC, 4C, pettorè, addominè. Palù. Palestra! No, palù perché ancora io sono solo 5 kg. Cioè, proprio sono all'inizio. E chiamavo Kiddo che mi fa fare gli esercizi, no? Kiddo che chiama io ha un nome. Personaggio! Personal, pure in inglese. Personal trainer. No, personal C. Cioè, perché solo con C Cristiano. Non lo sai, cioè... E ci disse, ma per caso, senti chissà, ha visto in giro Tapirolan? Tapirolan che de... Che cazzo di... Per dire i femminili. Perché chiami Tapirolan? Perché per femminili io ci corro l'appresso, proprio una cosa automatica. E giorno ne passò una, verde, e mi sistemavo tutto. Vai, vediamo come sei sistemato. E così a gretta. Cioè, che chissà la posizione tipo punto interrogativo e chissà punto esclamativo. Così ci faccio la domanda e così c'è una risposta. E tu applaudite. Se tu non le sai deficiente a sapere queste cose, sì. E l'ho chiamata in modo sincero. Vediamo come la chiami in modo... Oh! Giorgio! Schifo, ma veramente. Tu pensi che non la posso fare? Non si può fare, quella Ma ragazza ti sicuramente... ti dedico una poesia. Devi essere romantico. E l'ho dedicato una poesia d'amore. Bravo. Capito? Allora, l'hai studiata? Sì, perfetto. Vai, proviamo. Le rose sono rosse. Vabbè. Le viole sono blu. Tu mi hai toccato il cuore. Ma ti tocca solo il cuore. Ti saluto, Ma tagliati un cazzo. L'unico modo per fare qualche pezzo educato forse è trasferendosi a Catania, in Bravo. quel palazzo dove c'è una degna signora, la signora Agata! Guardi, signora Agata, stasera sono felice di vederla. Grazie. Buonasera. Anche buonasera che non mi sto potendo muovere. Le fa male la pancia. A quale matte pancia, bestia? Ho fatto il gioco erotico con mio marito, non mi pensai via, tu nonna. Cazzogna attaccata, non mi hai potuto raspare manco un culo. No! Niente. Signora Agata con le manette. Ma lei a chi cecca? Nessuno, solo il presentatore Minafò. Non è il figlio del pescatore, quello del quinto piano? No, perché? Perché pare scoffano. Allora,
Allora, io lo dico pure. Allora, signora, che è successo? Perché Che è così successo? Non l'avete saputo cosa è No, che successo? è successo? Non l'avete saputo? Un casino per le scale. La signora Anna era convinta che suo marito era partito per lavoro. Invece non era vero. Suo marito è tornato e ci ha trovato l'amante in casa. E che c'è stato nelle scale? A Chiana Yescini. A Chiana Yescini. C'era l'amante che scappava nudo per le scale. Suo marito che ci diceva femmete che dai entro un briconna. E lui gli ha risposto. Io ci disse sta campo perché callo con caiava conna e lei. Ma lei... Però dai, perché non gliela faceva sbrigare a loro? Scusi! Ma lei a chi cerca? Io sono Matranga. Ah, non è il figlio del fruttivendolo, quello del settimo piano? Perché dovrei essere il figlio del fruttivendolo? Perché assomiglia a un cicciolo. Ah, quello no. Comunque Bello. me ne devo scappare perché Certo. devo scendere nel cottiletto. Sì? Sì, perché stamattina mi stavo stendendo i vestiti, no? E allora, siccome c'era un poco di vento, per non fare volare i vestiti, pigliai a mio figlio e l'ho seduto sopra lo stendino. Ma è pazza! I vestiti? No, i vestiti tutto a posto, ma pure l'avevo piccinito. Ma che volito? Se avvistate un bambino, fatecelo sapere. Allora, va bene, vabbè, un po' di schifo, onestamente. Preferisco te qua. Mamma mia. Ne hai visto zicca nella mia vita, ma no come te! Aia! Mi vieni rovesciato! Il nostro Scarafaggio Lo che Scarafaggio che ormai è diventato veramente famosissimo. Una blatta con la ciablatta. Scusate l'intrusione. Camminavo marciapiedi, Sì. che sono uscito dal tombino della fognatura. Sì. E arrivando qua davanti ho detto Tasso, un tasso, tasso, un tasso. E tassivo. sai? E quando tassivo ho capito che in fondo un teatro è come un tombino. Perché? Tale non sa chi c'è su. Allora. Piano. Signora, era convinto che era io a fare schifare i cristiani. E invece? Ma tale hanno a suo marito. O poi sospetta io. Cacchellaio! No. Ai, mi vedi rovesciato! Calma. Ci muovi da qua. Saga. Io che ci scavaglio nord fra tutti i miei! Ma perché? Ma perché pensa a quei poveri scarafaggi? Perché al nord, quando hanno da buttare rifiuti ingombranti, chiamano l'azienda del comune e si rivengono a prendere direttamente a casa. Giusto. Che vergogna! Che si fa così? Come si dovrebbe fare? A Palermo siamo fortunati. Canuscia uno che ha chiccare un rifiuto ingombrante lontano da casa, ma se ne pentiva quando lui a chiccare ancora più lontano. Perché? Dopo 5 minuti sua sorella se ne tornò a casa. Tutta notte monnezza! Tutta notte monnezza! No. Aia! No. Vedete lui Guardi, tutta la gente schifiata che sta pensando cosa ci fa un essere così vomitevole sul palco. Infatti, ma domando pure io. Che ci fai sul palco? Fai più freddo un peli di cade tutte coperte! Tutte coperte! Che schifo! Aia! Me vedi rovesciato! Tu sei un pezzo di me! Sei un pezzo di me! Va bene. E qua che sta per finire la trasmissione dobbiamo annunciare una cosa importante. Sì. E quindi... Compa! Ma dove sei stato? Qua la festa è troppo bella! Compa, lo so, a un certo punto ne scivo e se mi sa chiovere champagne. Che io non potevo trovare un bagno e mi sa pisciare il primo piano!
Rilassiamoci con la pubblicità, dai. Voglio quel costume. Ai ai ai. Le pubblicità nazionali, se fossero state pensate in Sicilia, come sarebbero? Ma prima l'originale. Questa notte per l'influenza non ho chiuso occhio. Prova con Vicks. E funziona? Niente naso chiuso, starnuti addio. Con Vicks stai meglio e puoi dormire. Niente tosse ma sogni d'oro. L'influenza può andar via. Con Vicks smetti di russare, ricominci a respirare. E adesso? In Sicilia. Stanotte per il raffreddore non chiudevo occhio. Ma sei russato tutta la notte. Io? È raffreddato, naso attoppato, rossa come un disgraziato. Oh, non so poi tu, su cretino, stanotte a fuoco cosceno. Con Vicks, poco sceno, smetti di rossare ma pure di respirare. Va bene. Pensate, appena 17 anni ed Piccolino, è veramente piccolino. considerato tra i monologhisti più bravi del suo quartiere. Sì, Ok? e non ce n'è lì, tra l'altro. Infatti, lui è il piccolo ma grande Simone Riccobono! Dai, carichi, dai! Perché gennaio significa anche periodo di influenze, io l'ho presa da poco e quando vai dal dottore a gennaio e dici cosa devo fare, lui non ti dà il rimedio ma ti dice sempre la stessa frase. Ancora non hai visto niente. A maggio arriva chi dà più forte. Ma come fanno a saperlo? Cioè, che cosa? O chiama un virus? O stiamo arrivando a maestro, siamo più forti che di gennaio. Cioè, vorrei capire come fanno. Che poi ti arrivano dei sintomi incredibili. Cioè, la febbre si alza a 40, a 39. Mi ricordo quando ero piccolo, mia mamma adottava una tecnica, che non so se l'avete usata mai. Metteva la patata sulla fronte. Ora, troppo mensura. La temperatura era sempre a 109, però la patata era bella vugliuta. Mia mamma capiva la virata e fa: aspetta, fanne la vugice qua, che accattiamo la fasolina e facciamo insalata. Cioè, una cosa. Però quando hai la febbre, no, devi misurare la febbre, c'è un rimedio che è il termometro, no? Quando sei piccolo il termometro a me mi ha segnato perché la mamma, io ho messo a letto, ti fa allargare le braccia, ti piglia il termometro, lo mette sotto l'ascella, con chissà chiude tipo la poetta, con chissà ti mette lo squappo, cioè. E tu sei messo a così no, lì e tu ti soffitto, dici chi sta facendo? Cioè, e non ti muovere, state fermo fino a quando non torno io, non ti devi muovere, se no non funziona. Dici che cosa? È un esperimento, e stiamo facendo. Ma quanto devo stare? Fa 5 minuti. 5 minuti che saranno mai? 5 minuti che. Quelli saranno i 5 minuti più lunghi della tua vita. Cioè, tu sei messo d'acqua, sei un pato, no, elettrici, che cosa. Quanto è passato? Ancora 2 minuti, ma stai scuro fuori. Cioè, sei messo da carta, senti tipo un egiziano. Cioè, secondo me quelle che noi chiamiamo mummie sono ancora cristiane che aspettano la mamma che ci va a levare il termometro, perché cioè. Che cosa stiamo. Giuro, mi sono così. Dopo circa 300 anni arriva la mamma, ti leva le bende della mummia, ti leva il termometro, tu sei ansioso di sapere a quanto è la febbre, lei lo guarda e fa una faccia tipo schifiata, preoccupata. Lo sapeva io, quanto non tu dici? E poi ti dà quella misura che ancora ora non ho capito se è febbre o no. 107,2. Che cosa c'è? Che cosa non si sa? Allora lei ti fa la domanda, come ti senti? Che fa? Prendo lo zaino? Mamma mia, se mi stessa a casa, cioè, se la 107 sì, ma quei 2 in più, secondo me, fanno essere. Va bene, allora che fa? Prendo la supposta, dai, piglio Zano che me ne stai a scuola, cioè. Mi ricordo quel giorno che ho preferito andare a scuola, compiti a sorpresa in tutte le materie, ho preso 2 in italiano, 2 in storia e 2 in geografia. E ho pensato, era meglio rimanere a casa e mettere la supposta. Almeno la pigliava sempre ma una volta sola. Perfetto, siamo arrivati agli ospiti di questa sera.
La band palermitana Jack and the Starlighters, anzi tra l'altro c'è da dire una cosa, che la voce del gruppo, cioè Gioacchino Jack Cottone, è ideatore e promotore dell'evento musicale Tram to Square Rock, giusto? Ok. Che si terrà il 3 e 4 febbraio e che vedrà diverse band, tra cui anche gli Starlighters, esibirsi sulle 4 linee del tram di Palermo. Il 3 dalle 10 alle 13. Mentre giorno 4 invece a partire dalle 16 l'evento si chiuderà a Piazza Verdi con un grande concerto pieno di band che culminerà con il tributo di Jack and the Starlighters al re del soul Otis Redding. Jack and the Starlighters. Abbiamo un re, Jack che fa così. Jack, e questo Jack, vuol dire che Jack, facciamo insieme Jack, se tu puoi dire che Jack, voglio dire che Jack, puoi dire a me Jack, vuol dire che il mio saluto Jack, è così. Parliamone fra noi, con Jack e Jack. Tu mi puoi dire quello che vuoi, perché dire non sai. Abbiamo un re, Jack, che fa così. Jack, e questo re, Jack, vuol dire che Jack, facciamo insieme Jack. Parliamone fra noi, con Jack e Jack. Tu mi puoi dire quello che vuoi, ma che dire non sai. Abbiamo un re, Jack, che fa così. Jack, e questo re, Jack, vuol dire che Jack, facciamo insieme Jack, il mio saluto Jack, facciamo insieme Jack. Partecipano alle selezioni di Miss Mondo questo 2018. La famiglia dove comincia la vita e l'amore non finisce mai. Vabbè, la allora... famiglia dove comincia la vita e l'amore non finisce mai. Vabbè, la famiglia dove Sonia, Jessica, Alessia e Annalisa. Facciamo un applauso. La famiglia è dove comincia la vita e l'amore non finisce mai. Dai, vai. Miss Mondo Italia è il concorso più importante al mondo, esattamente come i mondiali di calcio e le Olimpiadi. Miss World è visitato da 2 miliardi di persone dal 1951. Quanto Sicilia Cabaret, guarda, non là siamo. Più o meno se conti tutto un boi tu è più gente. È Monreale.
Come bisogna fare per partecipare? Ecco, questo così, le ragazze che devono avere che età intanto? Le ragazze devono avere un'età compresa dai 16 ai 26 anni. E come devono fare per partecipare? Possono compilare l'iscrizione online su Miss Mondo Italia Sì. o rivolgersi comunque... A me. No. Venite a casa mia. No. Rivolgersi all'agenzia Delfino Blu. All'agenzia Delfino Blu. La famiglia dove comincia la vita, l'amore non finisce mai. Che vuoi, cos'è sta frase? Ne sa, c'è scritto qua, lì, guarda lì. La famiglia dove comincia la vita, l'amore non finisce mai. La famiglia Mi posso fare un selfie? Salutiamo ragazzi di Grazie. Guarda, di piatto. La famiglia dove comincia la vita, l'amore non finisce mai. La famiglia dove comincia la vita, l'amore non finisce mai. La famiglia dove comincia la vita, l'amore non finisce mai. Va bene, ci risiamo. Parliamo di una bella Palermo 2.0. Bravo. Una Palermo tecnologica, una Palermo dove costruiscono dei robottini a immagine e somiglianza del vero prototipo palermitano, ossia il nostro robottino Chris. Sì, cavolo, c'è un applauso, eccellenza palermitana, avete capito? Cioè questo pensa come un palermitano. Ah che? A che pavo! Cioè, proprio palermitano. Vediamo le Ok, allora, vediamo istruzioni. che cosa fa. Allora, la cosa fighissima è che fa dei richiami per animali. Cioè, basta, guarda, richiamo per allodole. Richiamo per passere. Richiamo per femmine palermitane. Sangue mio! Ma che burro! Pure! Che? Low battery! Lo dica in palermitano? Tagliaccia questa batteria! Posso passare in modalità risparmio energetico? Vai. Vada. Manecca. Sì. Il vero palermitano. Chi sogna ammaccato? Vabbè, parlo con chi so che ha ammaccato la nascita. Batterie ricaricate. Allora, la cosa più figa però che può fare Cosa? è la trasformazione in un oggetto. Che cazzo sei venuto a fare? Non lo so, voi siete un duo, io faccio il pezzo. Allora, vediamo. Modalità trasformazione. Modalità trasformazione attivata, trasformazione stufa. Bellissimo, grande. Che figo. Ma non è a Doma. Manco questo. Ma come a due? Io già sento calore qua. A che paese? No, allora devi sexy sopra. È arrivato il momento della Spagna. Ce la farà il nostro Alejandro a conquistare Giuliana. Ciao Tonis. Allora io tifo perché io non mi chiamo Tonis. Tifo per te, dai. Grazie. Ci provo. Mamma mia. Madre mia quanto sei bella! Guarda l'ale come balla! Te lo dico onestamente! Dimmi onestamente! Sei proprio una cavalla! No! Grazie. Non si può Qualcosa dire! di più romantico, non mi ricordo. Si può fare! Troppo. Qualcosa di romantico. Fai delle cose incredibili, dai. Ti faccio delle cose incredibili! Ci Tipo- provo! Vai, c'è provo. C'è pure Giuliana! Giuliana. Paratico! E scalerei l'Everest! L'Everest! Paratico! E scenderei negli abissi! Negli abissi! Ma prima una bella cavalcata ma facissimo! Io sono Iesco! Me la cavalco io! Cicchigno è un'altra cosa. Vabbè, Sei un caro ragazzo, ma dobbiamo rinviare. Sì! Stasera esco con Mariano e tu devo attaccare. ma dai. Te l'ha detto in spagnolo! Sì, aspetta, dai, però non è giusto. Cioè, quello ci prova da 10 Sì, puntate, esci con Mariano. Ma perché? Perché lo chiamano Mariano l'Africano. Ah! Ai 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 ai. Se n'è andato un'altra volta! Con me non ci sta nessuno! Va a finire come sempre! Come sempre? 5 contro 1! 5 contro 1! 5 contro 1! 5 contro 1! Mandate il letto ai bambini, copritegli anche le orecchie, grazie. Va bene, andiamo avanti, dai, andiamo avanti.
Oh, compa! Ma sei sparito di nuovo, qua la festa è troppo bella. Compa, è che andiamo una chicca di 70 anni e me la portavo. Che io ciccavo a me, non la poteva trovare. Saliamo di livello! Io li amo! Aspetta! So che... No, grazie. Amore, so che... Allora, voglio neanche. spiegare. Lui sta dicendo che in giapponese la parola suki significa amore. Amore, so che... Non lo dire così, però. Amore, sì. Questo, siccome è buonissimo da mangiare, sì. Ah, sì, questo è tipo sushi. Questo sushi, no, che mangia sushi è suscettibile. Che mangia sushi è soccabile. Cosa da mangiare, Cosa? quelle cose che ti mangia, tipo pasta con sushi. Attenzione, questa settimana regalo pure una cosa importantissima. Guarda che bello questo regalo. Questo abbigliamento E chi dà a sportivo. mangiare il suki una tuta. Sì, tuta sushi. Aspetta, prendiamo testa a lui. È troppo grande per me. Perché volevo regalare a lui tutta mini, piccolina. No, la tuta ce l'ho. Però devo dire sinceramente che la gente comincia a parlare, il prodotto va bene, posso tranquillamente dire che famosità Suki! No, si dice fama in italiano. Che fama Suki! No. Perché no? Che famosità. Che famosità era meglio. Però guarda, sinceramente, tu desideri Suki da me? No, ti ringrazio, ho altri gusti. Sì, un coglione! Cosa? Sì, un coglione! Questa volta si capisce che mi sta offendendo. No, ti chiedo! Sì, un coglione! Mi ha detto domicili questo! l'assistente si chiama. Dare le prove che non siamo volgari. Sì, un coglione, fai chiamare che c'è numero, fai chiamare, perché lui, fai chiamare, posso? Sì. Che sta facendo? Dico parolacce! Mi dà fuori la parolaccia anche in Lascia messaggio di segreteria, basta perché... Però lui ha detto, ricordo, vai da ragazzi e porta Suki, teatro, Margherita, decata ristetta. E io qui ho portato... No, ho sbagliato. Questo non è il teatro Margherita, questo è il teatro convento. Sucate! Scusate! Cosa deve imparare a parlare? Ma c'è bisogno. Scusa! Scusate! No! Perché ho capito male? Ma dica un'altra Chiedi cosa. scusa! Scusate! No! Però, facciamo una cosa, io devo andare via. Però poi ho capito il slogan. Posso fare il nuovo slogan, bello bellissimo? sì. Sì, allora, lo assaggiate, lo ordinate e se non vi piace... Non pagate! Suki! Per risolverla ci scusiamo, ma immagino che ormai i bambini saranno tutti a letto. Noi adesso sistemeremo la parte attoriale di questo spettacolo. Sogno! Ora sistemiamo, guarda. Vi ho portato Gianni, l'attore! Queste ragazze sono pazze di te. Ora un po' pettiamo. No. Ai Gianni vai! Domando. Va bene. Siamo Gianni Gattasai. Cioè, praticamente, nella tua testa tu sei un Latin lover. No, sono Gianni. Pure qua. Non lo sa? Oh, chi so bloccò? Te giuro, ormai la conosco da tanto tempo, ma resto sempre attonito. E io resto sempre Gianni. Ognuno lo so. Ognuno lo so. Bravo Gianni Gattasai! Bravo Gianni! Si figuri che questo qua ultimamente ha fatto 50 sfumature di rosso. E poi? E poi mi nascevo la camisa. Mi finivo tutta. Pure la sciarpetta. Con Danilo la stessa cosa.
No. Chi se ne problema assai? Usate. Senta, lei non è un attore. Attore sono, Dio. Sì, è rimasto fuori dal film Non aprite quella porta. Come mai? Mi squita vi chiama a casa. Capita. Cose che capita. Capita. Lei si definirà attore quando farà un film nella sua vita. No, ha forse fatto non ha un capito. film. Certo che ha fatto un film. Ha fatto la continuazione del film Mary per sempre. E com'è stata? Gianni per sempre. Sempre Gianni. Per favore. Gianni per sempre. Sono io. Questo film è là. al cinema? Sì, al cinema. Come funziona questo film? Sono Quanto dura intanto? 3 ore e mezza. E come si sviluppa la scena? Ci sono tanti Gianni. Sì. Cosa fanno tutte queste persone? C'è uno che dice io sono Gianni. Ok, l'altro? L'altro gli risponde pure io sono Gianni. Che coincidenza. 3 ore e mezzo così. Tutto così. Fatto bene. Un filmone, signor Matranga. Le consiglio di andarlo a vedere. Non ho parole. E le dirò di più. Le fan, ci scrivono le fan. Le fan di Gianni che scrivono a Gianni per Gianni. Strano. Come cosa per loro? Sono signor. Se vuole leggerlo. Ciao. Sto leggendo la lettera. Ho sbagliato io. Posso sbagliare? Posso sbagliare? Può capitare. Tu mi piaci tanto e vorrei sentirti, ti lascio il mio numero. Chiamiamo questo numero. Chiamiamo il numero della signorina. Che stiamo chiamando? Il numero è 899 11 35 44. Ok, la metti in viva voce così Sì. le faccio vedere. Pronto? Eccola qua, guarda. Pronto? Pronto? Sono Eva. E io sono Gianni. Dai, non cominciare. Amore, Gianni, non fare mala figura. Falla parlare. Che ci dico? Falla parlare. Parla. C'aveva l'asma. Respira bene. Fermi. Aspetta. Le chiedo qualcosa, gli domandi qualcosa. Che stai facendo? Bravo. Mi piace. Ci piace. Mi piace. Mi piace. E nei Facebook. Metto mi piace. Mettete mi Non piace capisci. la fotografia mia, mi Non piace. mette mi piace, non mette. Che posso fare? Chiedile di uscire, dai. Vuoi uscire con me? Sì, ha detto sì. Dove la porti? In pizzeria, vai, prova. Andiamo in pizzeria? Di più. Al ristorante 5 Stelle. Al ristorante 5 Stelle? Di più. Di più. Salezza a casa, io ci sono 10 euro. Bravo Gianni! Avevi ragione, mica può spendere tutti questi piccioli. Sembra Bravo. giusto. Grazie. Così si trattano le donne, complimenti. Oh sì, E stasera che fa però? un po' petto da solo. Può capitare. Però da solo. Ce lo dimostra di essere un attore. Non c'è per favore. problema. Lo mettiamo alla prova. Proviamo. Un colossal. Ha presente Forrest Gump? Sì. Ok, lei arriva da dietro, state Sì. facendo una gara Sì. e lei gli dice Forrest, corri. Ok, vai. Va bene, la scena Musica, quella. vai. Piglialo. Chi sono navi cioccolate? Ne ha avuto ragione. Corri, Forest! Corri! Corri! Va bene, però corri molto per coi nudo. Bravo Gianni! Manicomio! E di manicomio ce ne parla il 118 dei Babbaluci! Buonasera, dottore. Buonasera, cosa abbiamo? È un incidente domestico. Il paziente si è attomboliato per le scale e si è scricchiato un nuovo pianerottolo. Pam! Reazioni? Io esco più tardi, che per ora stai travagliando, che lei mensa è nata, esco... Attenzione! Accura! Allora, come si chiama il paziente? Pina! Pina come Giuseppina? No, Pina come Penamano piglio l'ascensore, la prossima volta picchi queste scale ma attomboleo risca. Attenzione! Accura! Allora, controlliamo il sistema. Oh, taxare calmo, capisci? Un chissà la voce con me, perché ti capo una tixata, un euroboff, ti xennecchio proprio, è un toso secchio. Ma cos'è? Il sistema nervoso. Attenzione! Accura! Allora, verifichiamo se il paziente è contuso. Sentiamo cosa dice la radiologia. Abbiamo appena trasmesso il brano di Carmen Consoli, Contuso e felice. Dalla vostra radiologia è tutto. Attenzione! Accura! 118! Pronto? Sono pronto. Sì,
Dottore! Un'emergenza! Mi ha chiamato il Barcellona Calcio. Dice che Messi, dopo che ha battuto un rigore, si è accasciato. E c'è chi io. Controlliamo apparato circolatore e apparato cardiaco. Dottore, Messi, si è accasciato! Apparato circolatorio e apparato cardiaco. Ma che va a parlare? Messi è attaccante! Scimo di anni, capisci, pallone? Ma come c'è? Sempre sei malato, sei malato. This is the dawning of Pace. Aia! Mica mi hai rotto il malleolo! Mi hai rotto il malleolo! Non ti ho rotto il malleolo! Sì che mi hai rotto il malleolo! Oh, malleo si impalla, senti il letto da parlare. Stai ballando? Certo che sto ballando, mi piace sta canzone! Allora hai visto che non si è rotto il malleolo? Ah, quindi non mi fa malleolo! Minchia che sogno foso! Siamo hippie, non possiamo litigare, fate pace. Facciamo pace! But you are horned and the policeman! Che significa? Sì, qui non te sbirro! E mi maestro ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare. E che fa? Mi c'è sciagliamo. Maestro. Sì, però, maestro, lei mi dice sempre e che fare mi c'è sciarriare. Allora piglialo. No, Maestro. fate pace. Ma se ogni volta è lui che con questo inglese mi insulta, io non lo capisco. Allora noi lo freghiamo, cioè andiamo a studiare l'inglese in America. Bello! Fumiamo pure America! Appena arriviamo in America io voglio vedere il Central Build Station di Las Vegas e di New York. Chi? Pigliavo male, proprio che se... Io invece voglio vedere Central Park, il parco più verde del mondo. Che quanta hai baciai essere. Io voglio farlo americano. Papara, che flash. Maestro, è lei. Io voglio vedere il ponte di Brooklyn. Lì ponte perché siamo hippie? No, perché se aspettiamo che di Messina facevi felina. Facevi fillina! Minchia che sognofoso! Comunque paese che vai, usanza che trovi. Io per esempio voglio assaggiare la pineapple pizza. Ma che schifo, significa la pizza con l'ananas! Che porcheria! Io invece voglio mangiare l'hot dog. Significa cane caldo! Che porcheria! E lei maestro cosa vuole mangiare? Io mi poi ti stigliolare a casa. E perché? Perché meglio poi chiarire la memonuate. Bravo! I meglio puoi chiedere la minchia che sogno fomo! Ecco. Comunque per andare in America ci vogliono i soldi, ce l'avete? Sì. Io mi porto 2.000 euro e me li faccio cambiare in dollari. Bravo. Io invece mi porto 500.000 lire. Ma la lira non c'è più. Perché sto sogno senza la lira? Maestro, lei cosa? Io pure io preferisco la lira. E perché? Perché quando va caccia l'euro finì la mia, raga. Maestro. Quando finì l'euro finì la mia, raga. Minchia che siamo fose. Giro per Palermo, faccio un salto Stiamo scherzando! Non vogliamo scherzare! L'ho preso per un cretino! La macchina, dovevo andare in un appuntamento tale come altro dicesse. La macchina è un cesso! È una bella accoppiata, cesso e scionzo. Ma allora ti puoi sciarriare? Ma che mi sciarriare? Con te mi sciarriare? Poi ma lavare un roggio! Ma lavare un roggio! Perché tu non sai, ma se mi incazzo io divento un mostro! Pure sono te incazzi, sono mosso! Allora mi incazzare per la sciarriare, me levo giù, me levo Ma che lavare? me levo giù bottena, a questo capisci da roddanno!
Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo scherzare? Sì. Ma l'ho preso per un cretino! Sei un cretino, sì, sei un cretino. Tu, non sai così Cristiano. Ma cosa è Cristiano? Eppure ti conosci, tu sei la zona, vuoi sapere come me pace. Questo padre. Me pace, chi tu capiglio un rasoio e ti tagli la faccia. Ah, lo capivo qua. Qua? Come fai bene, mi sbenna sempre. Ancora? Allora sbenna Ma che fare? Vieni qua, Moni, vieni qua. Vieni. Arrivo Valentino, diciamo cagando in capo. Stai canceando, dale. Guarda, te rugno un pugno in testa. Che fo scritto che i picceretti. Gaffa! I miei parenti insegnate cose Cristiano. Cosa Cristiano? Ma la conosci? Mezzi e Giovanni. Giovanni. Prima che prima era femmina e poi diventò mascolo. Ma Giovanni come? Giovanni double pass. Mezzio e chi dove comanda? Carlo, lo chef. Quello che sputa nell'olio per vedere se è caldo. Ma Carlo come? Carlo Sgracchio. Mezzio Giovanni, chi dove comanda, no? Chi dove mai madre, chi dove mai padre. Ah. Lo conosci? Chi dove aveva sempre un mo' che ce ne sono un altro. Ma Giovanni come? Giovanni Umanica. In che senso? Giovanni Umanico conosci perché me cucino! Ma sei mezzio! Un breve che suo figlio razza peppina! E tu così? Manuele! Manuele! Ido! Manuele Ubbiambra! Chi fa un serino? Così pazza, ma non lo sapevo che era il tuo minchia, ma meno male come l'avevo oggi. Ah, se no. Ma ti scassavo tutta la macchina. Vabbè, non ci vado più, la macchina non può essere più. Vabbè, ti accompagno io. Vabbè. Non vai a chiedere. Oh, sfascia, che era la macchina? Siamo l'esercito del Ciao ragazzi, che bello! Siamo in diretta Facebook! Ciao a tutti quanti! Siamo allo zoo e sono con mio nonno! Oh, vedi che ci sono pure io! Non ci interessa, saluta nonno! Ma siamo zoo parco acquatico. E perché? C'è un cicago in ciò telefonino. Nonno, Che c'è sei fa? tu, è una diretta Facebook, così tutti si fanno i fatti nostri. O se fa? Lo vedi, non ne capisce niente di Facebook. Si è fatto il suo alla No, Che fa cominciare? Se devo No, scegliere. allora, non cominciate a litigare, vi ricordo che siete qua per un motivo, per farmi prendere un sacco di like. Anzi, papà, vogliamo dire a chi ci sta guardando qual è l'animale che ti è piaciuto qui allo zoo? La cassiera all'ingresso. Ma che c'entra con gli animali? È la bella poica. Papà, mamma ci sta guardando! Appena torni a casa! I cavaistolate! Se fece incocciare, il certo padre che sei direttore la vede lo scambio per un felini con un chiumatum. E cioè? Una tamnaca. E tu sei un succi con notta. Con notto ci sei tu a tutta Non litigate! Ma sei poco eata. A te, giovanotto! O ce fa? Nonno, ma non sta facendo niente, sta dando da mangiare alle scimmie, gli tira le noccioline. Non si fanno queste cose, io da giovane l'ho fatta e una mi ha seguito fino a casa. Ma non ci sono scimmie a casa. Allora chi dato nonna è? Nonno, sei troppo figo. Gli dai ancora da mangiare le noccioline? Accetta, banana in fradiceto. Ah, ma allora vero, però Oh, mi picchiai a me. Oh! Hai venuto faccio uscire, papà sei chiusa con la lava. La dovete smettere. Ah, è arrivato un messaggio. Ci chiedono qual è il nostro animale preferito. Il tuo, nonno? Il leone, perché è il mio segno zodiacale e io sono focoso. Ah, a me piacciono i pesci. Perché è il tuo segno zodiacale e tu sei curioso. Io il toro. Perché è il tuo segno zodiacale. Ma io sono ariete. Vabbè, sempre con il note siete. Grande! Sapere che oggi è buona per il Perché una Ragazzi, non litigate! Passa poco eata. È arrivato un messaggio della mamma. Ah, dice che stasera lei non ci sarà a cena e quindi sarà il nonno a cucinare il tuo piatto preferito. Salti in bocca la romana? No, pugniamo capo in metana. Grande nonno! Di chi si abbronza con Tutti i comici di Convento Cabaret sul palco! Perché questa è Sicilia Cabaret! Isla Bonita. E si chiude con l'ultimo pezzo dei Jack and the Starlighter.
Facciamo un applauso e ci vediamo giovedì prossimo, sempre al convento, sempre su Antenna Sicilia, sempre alle ore 21. Per tutti coloro che ci seguissero su Facebook, vai il lunedì. Sì, il lunedì Ok. alle 21:30 diretta su Facebook e replica della puntata precedente. I bambini a casa, a dormire. E quindi chiudiamo con Jack and the Starlighter! Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu maestra mi parlerai. Hey! Insegna pure come si deve una donna amare. Regina tu, comanda pure, c'è già la musica per sognare. Oh! Sciolgo le 13 cavalli, corrono e le tue gambe eleganti. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sole e tramonto, io non comprendo il mio canto, e canto te. Intono musica, canti poemi, mentre tu balli ti sciogli di più, acqua si beve per dissetare, mentre tu balli io muoio per te, nella tua pelle migliaia di stelle, lo spazio cosmico ancora di più. Dammi la luna, dammi l'amore, mi provo ancora e non ti fermare. Mo! Sciolgo le 13 cavalli e le tue gambe eleganti. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sole e tramonto, io non comprendo il mio canto, canto te. Hey! 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 Sciolgo le 13 cavalli e le tue gambe eleganti. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sole e tramonto, io non comprendo il mio canto e canto te. Ciao! Ciao, alla prossima puntata.